Sindaco, è un primo maggio insolito rispetto agli altri anni, giorni emozionanti con la consegna di pergamene e un convegno e soprattutto questa intitolazione della Piazza del Popolo, adesso nominata Piazza Caduti sul Lavoro. In effetti sì, di concerto con la Giunta e la presenza del Consiglio Comunale abbiamo voluto ripristinare una tradizione importante a Racalmuto, che è il festeggiamento per il 1° maggio, la festa dei lavoratori, e quindi quest'anno rinverdiamo una tradizione che ci auguriamo possa prendere piede sempre di più, perché è un momento importante di celebrazione del lavoro in questo momento di grande difficoltà economica, e soprattutto parlare di sicurezza sul lavoro. Per questo motivo abbiamo voluto organizzare questa festa in collaborazione con i borgesi, l'associazione dei borgesi, il Banda Comunale, Tammorinara, il gruppo del corteo storico, per finalmente riprendere questa tradizione gloriosa a Racalmuto e ricordare soprattutto i caduti sul lavoro. Ieri c'è stato un importante convegno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, abbiamo ricordato i caduti sul lavoro consegnando delle pergamene ai familiari delle vittime, e oggi, dopo la deposizione di una corona al monumento dei caduti, qui in questa piazza che da oggi non sarà più Piazza del Popolo ma Piazza Caduti sul Lavoro. Abbiamo appena inaugurato la lapide che vediamo lì affissa, Piazza Caduti sul Lavoro, è un momento importante e noi vogliamo ricordare tutti i caduti sul lavoro e tutti insieme oggi avere un pensiero affettuoso per le vittime. Buona giornata a tutti, buona festa del lavoro. È un 1° maggio sperimentale, si pensa di migliorarlo? Assolutamente sì, abbiamo ripresa la tradizione. Oggi abbiamo detto la ipotizziamo come momento sperimentale, ma già c'è una grande partecipazione, ci sono carri allestiti, ci sono i gruppi, speriamo di fare meglio il prossimo anno.